è stato tranciato da un flessibile, sicuramente elettrico. Ieri sera intorno alle 21:14, l'ora esatta perché poi si vede sulle telecamere di videosorveglianza proprio il momento del crollo e poi il blackout. Tra l'altro un orario che la Roma era molto trafficata. Che si tratti di un solo individuo o di una banda non è ancora chiaro. Di certo Fleximan, così è stato ribattezzato, è tornato a colpire e non si è fatto tanti problemi visti il luogo e ora, stavolta sulla Romea in direzione sud a Rosolina. L'occhio elettronico è stato ritrovato a terra di prima mattina a bordo strada al di là del guardrail con il palo arancione tagliato alla base, una mossa netta, fulminea come le altre del resto. Per quello che sui social appare spesso come un vendicatore, si tratta dell'8ª volta in meno di un anno sulle strade del Polesine e nei mesi delle grandi polemiche sollevate dall'autovelox di Cadoneghe, anche se questa è un'altra storia. L'ultimo duplice colpo la notte di Natale a Taglio di Po e a Corbola. Stavolta però un aiuto potrebbe arrivare dal sistema della videosorveglianza, tutto in mano ai carabinieri supportati dalla polizia locale. Per il sindaco di Rosolina c'è poco da sorridere, quell'autovelox insiste su una strada alla Romea, spesso teatro di tragedie provocate proprio dall'alta velocità. Mi sento di difenderlo, ecco, la funzione di questo autovelox è proprio una funzione non di far cassetto, ma proprio di prevenzione per quanto riguarda la percorrenza, insomma, del tratto stradale. È un reato, e tra l'altro un reato che poi va a colpire le tasche dei cittadini, perché adesso anche il ripristino stesso ha dei costi e di conseguenza alla fine non è che una volta battuto lasceremo il pilone a terra, in tempi tecnici verrà ripristinato, magari con degli accorgimenti antisabotaggio.